Il ragazzo, mi riferisce la mamma, è sotto shock, continua a piangere da ieri e ricorda poco. Riferisce di avere un ricordo annebbiato, nel senso che ricorda di aver avuto un annebbiamento nel momento appunto in cui stava conducendo l'autovettura e poi si è reso conto dell'impatto. Continua a piangere, ricorda poco o nulla il diciottenne di origini cubane responsabile del tragico investimento di Villorba in cui ha trovato la morte il 71enne Diego Le Pen. Nell'abitazione di Mogliano in cui è domiciliato con la madre si è chiuso nel silenzio. Il giovanissimo, che non aveva mai conseguito la patente né aveva il foglio rosa, non era in stato di alterazione, non aveva assunto quindi né alcol né sostanze, come sottolinea il suo difensore, l'avvocato trevigiano Fabio Crea, perplesso sulla ricostruzione del sinistro. Dinamica, direi in questo momento difficile da ricostruire, particolarmente strana trattandosi di un rettilineo. L'impatto è stato sicuramente violento, però diciamo al momento non è facile determinarlo con certezza proprio per lo stato di shock del ragazzo che non riesce a ricordare perfettamente l'accaduto. La macchina è stata sottratta all'insaputa della mamma, quindi chiaramente la mancanza della patente e dell'abilitazione alla guida certamente può essere stato la concausa di una dinamica che al momento è difficile da comprendere. Sarebbe stata la prima volta che il ragazzo sottraeva la macchina alla madre. È stato un gesto improvviso che l'ha sconcertata, ha sentito che il ragazzo a un certo punto l'ha chiamata quando è avvenuto l'incidente mortale, il ragazzo l'ha chiamata subito, la mamma è rimasta altrettanto scioccata dal fatto di non vedere l'autovettura fuori dalla propria abitazione. La difesa attende ora lo svolgimento degli accertamenti da parte della procura, l'autopsia probabilmente e gli approfondimenti sulla dinamica rispetto alla quale l'avvocato ipotizza di nominare un consulente di parte. Il suo assistito, incensurato, è al momento indagato a piede libero per omicidio stradale. Credo che anche il fatto che oltre al danno non sia scappato, questo è un elemento che nella tragedia, nel reato, nella disgrazia può aver consentito alla procura di non procedere nella richiesta di misura. Quanto alla famiglia della vittima, non ci sono stati al momento contatti da parte del diciottenne e della madre con i figli di Le Pen, troppo recente l'accaduto. Successivamente credo che un percorso di avvicinamento ci possa essere, visto il rammarico che tanto la mamma quanto il ragazzo stanno provando in questo momento.